Finanziati dal governo Schifani, circa 90 contratti di formazione specialistica nell'area medico-sanitaria è stata pubblicata sul sito dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della regione siciliana e sul sito del Fondo Speciale Europeo la graduatoria definitiva delle 3 proposte progettuali pervenute dall'Università dell'Isola a valere sull'avviso 3 del 2022 dell'FSE 2014-2020 per un totale di 10 milioni di euro. In particolare vengono finanziati 30 contratti in ciascuno degli atenei di Catania, Messina e Palermo per corsi di specializzazione di 4-5 anni, anche in relazione a diverse discipline mediche. Confermiamo, afferma il Presidente Schifani, l'impegno assunto dal Governo ad aumentare le borse di specializzazione dell'area medica con uno stanziamento cospicuo nell'ultima legge di stabilità. La nostra regione, continua Schifani, ha bisogno di medici specializzati per potenziare gli organici delle nostre strutture ospedaliere. È quindi fondamentale percorrere un cammino condiviso con le istituzioni accademiche affinché la nostra regione possa essere sempre più attrattiva per i giovani, offrendo così nuove opportunità di formazione. Abbiamo portato a compimento un percorso di impegno concreto nella regione sull'alta formazione. I 90 contratti finanziati, afferma l'assessore Turano, sono il segno concreto di una strategica volontà di investimento sull'alta formazione, non solo perché il numero dei contratti è più alto degli ultimi anni, ma anche perché crediamo fermamente che questa sia la chiave per vincere le sfide della ricerca, fare crescere le nostre università, dare delle opportunità concrete ai nostri giovani senza farli andare via dalla nostra terra.